4-0 la sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri qui al Tocia. Siamo qui con uno dei protagonisti di questa sfida, Lorenzo Lopez. Lo salutiamo e chiediamo subito un gol e un assist, ma raccontaci un po' il gol. Intanto ciao a tutti e grazie Marco. E il gol, io ho visto quello spazio e sinceramente ci ho creduto. In quel momento l'unico pensiero era metterla dentro e portare il risultato sul 2-0 e ce l'ho fatta. Non sei un giocatore che fa tanti gol, fai tanto lavoro sporco, anche oggi chiaramente quello non è mancato. Quanto ti dà fiducia questa rete anche per il ruolo che fai? C'è tanta concorrenza con Fiorentino, con Chinnici? E allora, il mio ruolo principale appunto da sempre è lottare e mettere sicurezza dietro. Adesso sto cercando un po' di modificare anche questo gioco, facendo degli inserimenti e giocando più la palla e proponendomi. E pian piano ci sto riuscendo e così sicuramente questo mi aiuta a prendere più fiducia. Adesso parliamo un po' della classifica, perché questo pomeriggio i risultati hanno sorriso ai rosanero, perché adesso il Palermo Futsal Club è la capolista da sola nel campionato di Serie C2. Come ci si sente e come dormirai questa notte pensando a questo risultato, al momento momentaneo chiaramente? Sicuramente mi sento e ci sentiamo orgogliosi perché il nostro obiettivo comunque è quello di vincere il campionato e noi non lo nascondiamo. E sicuramente adesso dormirò con un sorriso stampato sul volto. Adesso invece guardiamo la prossima sfida contro il Bonifato Alcamo, un campo complicato visto il parquet, ci avete già giocato in realtà quest'anno contro il Gesan. Ti chiedo come la imposterete e se conosci gli avversari. Allora, gli avversari non li conosco, ma anche se li conoscessimo, comunque sia, ogni partita ha il suo perché. Quindi o conoscerli o non conoscerli può importare poco. Però sinceramente poi giocare nel parquet non è il nostro punto di forza, però noi ce la mettiamo tutta. Abbiamo fatto già la prima partita contro il Jason e l'abbiamo portata a casa e sicuramente anche con loro ce la metteremo tutta.